In tantissimi, dai volti noti del calcio alla semplice gente comune, un serpentone continuo per rendere omaggio a Bruno Pizzul. Commozione, ricordi, aneddoti, perché alla fine Bruno era uno di noi, persona mai fuori le righe, uomo di cultura e dallo spessore umano, un alpino e friulano vero, dentro e fuori. Ho sempre apprezzato molto nel calcio, con la quale abbiamo fatto anche qualche serata insieme, e mi sembrava doveroso questo omaggio nei confronti di una persona che era la persona di casa per tutti noi. Io ho avuto anche la fortuna di fare una telecronaca, una seconda voce, come quando lui faceva una telecronaca, non mi ricordo se a Perugia o dove, ma perché sono passati tanti anni e di questo mi sono rimasto sempre molto onorato. Ma al di là di tutto questo, per noi era un grande amico, è stato un grande uomo, modesto, semplice. Sempre in avanti. Adesso noi ci fermiamo, lui purtroppo è andato avanti, ha coronato una bella professione, è stato uno che ha potuto godere di quello che ti dà la vita, di quello un credente. Ricordate, un credente. È un lutto che ha colpito tutta l'ANA nazionale. Bruno era un alpino con la A maiuscola. È grandissimo, grandissimo. Umile, una persona tanto umile, alla mano. È un ricordo che fa male, perché è stato un'icona, è stato un maestro per tutti quanti noi. È stato il primo a introdurre nelle telecronache un linguaggio fermo ma sicuro, con passo lento come gli alpini, quegli alpini che lui adorava. Come da costume, alla fine, il brindisi in memoria del defunto.